questa è una frittata di patate con della mentuccia sopra, queste sono delle patate prezzemolate, un po' di salumi e formaggi sempre del luogo. I curry cucuzzi. La ricetta tramandata pure da mia mamma, che in estate si prendono le zucchine, si tagliano a fettine e si fa ad asciugare al sole e si conserva. Poi vengono sbollentate, fritti con cipolla all'agrodolce. Quindi la possiamo intendere come una conserva. Esatto, li puoi anche conservare durante l'inverno. Che poi si riprende, si sbollenta e si può portare a tavola. Si friggono con cipolla e agrodolce. Qui invece cosa abbiamo? Questo è il famoso tassieggio, è pane pizza, che noi diamo anche come antipasto ai clienti, con acciughe, formaggio e un po' di peperoncino. Bene, qui un altro antipasto. Quelli sono peperoni arrostiti, sempre sulla griglia. E anche qui quindi c'è tutto un altro sapore quando si usa la brace. La brace ha il suo sapore, quindi... Donatella, i formaggi locali? Formaggi locali naturalmente, tutto Geraci-Siculo, quindi produzione. Rimaniamo qua, diciamo, non facciamo uscire niente fuori. Lo stesso concetto vale per l'olio di oliva e per le bevande? Sempre qua Geraci-Siculo, primo amore di Carapezza, poi l'acqua Geraci che naturalmente abbiamo allo stabilimento e il vino di Glorioso che hanno le cantine a Miccio, quindi qui sotto diciamo. Insomma, riusciamo a vedere in una tavola concentrati tutti i prodotti e tutte le eccellenze del territorio. Questa è una grande ricchezza sia per chi come voi investe con il proprio lavoro in questo settore e sia per chi viene da fuori e vuole gustare in effetti le tipicità del luogo. Vediamo in primo piano i piatti buonissimi che abbiamo preparato, li vogliamo ricapitolare, la nostra caponata come antipasto. Caponata di melanzane, le nostre tagliarine con la verdura e sazuzzoneggia con l'alloro. Ma per un pranzo o una cena che si rispetti non può mancare il dolce. E allora mi permetto di avvicinarlo anche perché è uno dei miei dolci della tradizione preferito e va completato, se non erro, con una spolverata di cannella. Cannella. Stiamo parlando del bianco mangiare. Del bianco mangiare, sì. Piatto tipico geragese. È una crema bianca, come si prepara? Crema di latte. Crema di latte si fa con il lieve, l'amido per dolci e latte, un po' di zucchero, una scorza di limone. Si fa addensare come una normale crema. Come una normale crema. E poi si mangia. E questo è, siamo sempre lì, il dolce delle nostre nonne. Le nostre nonne, sì. Anche questo molto apprezzato ad ogni stagione immagino perché anche in estate, essendo un dolce fresco. È un dolce che puoi mangiare sia d'estate che d'inverno, non è che... Anche perché è freddo. conservato in frigo, per cui diventa fresco. E allora complimenti Mimmo e Donatella e a noi non resta che metterci a tavola e gustare queste prelibatezze. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.